120 comunque è così. Sì. Non è per allungabile a quanto? Fino a 180. Ti piace più lungo o più corto a te? Più corto. Navado. Sì, siamo quasi arrivati. Un video al Navado Trail. Via. Navado Trail. Vediamo com'è. L'abbiamo già fatto tempo fa, ma non è che me lo ricordo. Bello. Bello, tecnico, Il colore di Trail Force questo pezzo. È carino, dai. Mi sono fermato a guardare il panorama. Poi là è bello, sì. Cioè, se vai spesso in bici, sono 3 settimane che non faccio sentieri, non è banale. No. È bello anche scenografico. Diciamo che sto pezzo qui non ti concede molta via d'uscita, devi piazzarla bene. Io vado a fare il flow. Ma non mi ricordo che era un flow. Continuiamo.
io lo reputo un super trail, Giovassaci. Spettacolo sto trail qua. Andiamo per la seconda discesa per poi farci la deviazione che non abbiamo fatto prima. Eccolo là. Partiamo. Facciamoci il saltino che prima abbiamo fatto anche abbastanza male. Conosciamo già che l'abbiamo appena fatto, meglio, quindi è bella sta vista qua, sto pezzo qui è proprio bello, questa vista. Tecnica, siamo avanti e giù. Wow. Proprio impegnativo sto pezzo. Anche qua metto bene le gomme. Che bella. Bello anche questo, questo è più da qualche pedalata, qualche colpo. Ecco qua. Eccolo qua, questo è il pezzo che abbiamo fatto anche prima.
di mappa. Pezzo molto scorrevole e veloce per il pezzo finale, molto da canyon. Ciao. Bene. Boh, Onde però. onde. Riding. Ho portato a far vedere il Navado Trail, con le due varianti, e devo dire più che soddisfatto. È sicuramente consigliato anche per il terreno. Poco dislivello, però insomma lo fai 2 volte e ti esce comunque 700 di dislivello, dai. Massima del giorno, cosa può essere? 120 comunque è così, Sì. non è per Allungabile due, a quanto? fino a 180. Se no ci sono anche quelli, ne avevo visto uno da 120 che si allunga a 240. Ti piace più lungo o più corto a te? No, più corto. E che, cioè, corto e che si allunghi bene. Eccola qua, la perla l'abbiamo sentita.